Inizialmente le valutazioni sembravano essere più rigide e avevano ipotizzato una capienza massima di appena 4.000 posti per la messa che Papa Francesco presiederà in Piazza San Marco a Venezia domenica 28 aprile. Invece potranno essere di più i fedeli accolti in piazza. Vela, braccio operativo del comune, sta curando la logistica in accordo con le disposizioni del Patriarcato di Venezia e della Casa Pontificia con la Prefettura Pontificia. Fa parte di questa cabina di regia anche Fabrizio Doria, direttore di Vela. Sopralluoghi con la Santa Sede, con la Prefettura Pontificia e ora avremo una serie di riunioni di approfondimento, però si lavora per una messa in Piazza San Marco, quindi ci si sta coordinando con la Direzione Lavori Pubblici per arrivare pronti all'appuntamento del 28 aprile. Subito dopo Pasqua dovrebbe essere tutto definito. Penso che immediatamente dopo Pasqua sarà il momento ufficializzato, però le modalità comunicative saranno poi concordate con la Prefettura Pontificia, la Curia Patriarcale e il Comune di Venezia. Gli spostamenti del Santo Padre avete un po' parlato. Questo sono oggetto di continui riunioni con la Prefettura di Venezia che coordina tutte le forze dell'ordine. Venezia ha una grande tradizione di ospitare eventi internazionali, ha già ospitato delle visite del Santo Padre. Il palco, dove verrà posizionato l'altare per la messa, non sarà lo stesso dei concerti. Il palco del Papa verrà montato subito dopo Pasqua, dal 10 aprile circa, sarà operativo il 28 aprile, una parte dello stesso verrà utilizzato per le lauree di Ca' Foscari, per la cerimonia delle lauree il 30 aprile e poi verrà smontato.